Elia pesa 3,50 kg, sta bene ed è già super coccolato da mamma Giada e papà Federico. È lui il primo nato dell'anno in provincia di Padova e tra i primi del Veneto. È venuto alla luce alle 00:39 del 1° gennaio all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, quando intorno era ancora festa e sparar di botti nonostante i vari divieti. Un'ora e mezza dopo, ideale coppietta, 1 minuto di distanza l'una dall'altra, sono nate Aurora alle 2:16 al Policlinico di Abano e Aurora alle 2:17 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Padova. L'Alta Padovana festeggia nel pomeriggio con Bleder, nato alle 18:03 a Cittadella, e Edoardo, terzo figlio di mamma Maria Grazia e papà Stefano, nato alle 18:19 a Campo San Piero. Gli ospedali dell'ULSS 6 Eugane hanno chiuso il 2022 accogliendo 3.005 nuove vite, 1.260 a Campo San Piero, 900 a Cittadella, 845 a Schiavonia, 821 invece i bimbi nati ad Abano.